10ª giornata nel campionato di Serie B femminile. Il Calcio Padova è reduce da 3 risultati utili consecutivi, 2 vittorie di fila e ospita in via Vermigli la Sassari Torres, che è una nobile decaduta del calcio italiano. Ha vinto 7 scudetti, ma nel 2015 è stata costretta a ripartire dalla Serie D. Adesso ha soltanto un punto in meno del Padova in classifica, sono le zone meno basse, però le sarde si dimostrano subito un osso duro, vanno al tiro al 14° con Ledda, bravissima Martina Donà a parare, poi al 20° con questa punizione di Cocco. 32° minuto si fa vedere invece il Padova con Claudia Ferrato, fresca di convocazione in nazionale Under 23, il suo sinistro però non è preciso. E così ancora Sassari Torres con questa azione personale di Ledda conclusa da un destro potente che Donà para. Bellissima al 40° questa azione in verticale biancoscudata, veramente pregevole la manovra delle ragazze di Murru, che termina con questo tiro fortissimo di Peruzzo che il portiere devia in angolo. Nel secondo tempo però il Padova cala un po', giocano meglio le sarde, qua c'è questo nuovo intervento di Martina Donà su Monti e poi lo stesso portiere biancoscudato esce a valanga su Monti, riesce a rallentarne l'azione, quindi neanche in questa occasione la Sassari Torres riesce a essere pericolosa. Però poi c'è questa azione, scatta in sospetta posizione di fuorigioco Monti, al 22° realizza un vantaggio forse anche meritato per quello visto in campo. Certo, molte polemiche del Padova perché questa azione sembra viziata da un fuorigioco, ma tant'è. Sassari Torres in vantaggio al 22° del secondo tempo, il Padova è costretta a inseguire, però quando mancano 7 minuti al 90°, Arianna Catuzzo si inventa questo gol straordinario, un destro violentissimo sotto la traversa. Rivediamo perché merita questa perla di Arianna Catuzzo, è il gol dell'1-1. Il Padova riesce finalmente a rimontare un risultato avverso, poi anche qualche brivido nel finale per questo tiro di Ladu, però non c'è più tempo, finisce 1-1 tra Padova e Sassari Torres. Continua la striscia positiva delle biancoscudate, che adesso avranno l'ultimo impegno del 2017 sabato prossimo in casa della Riozzese.